Your perspective on life sucks. È stata un'edizione bagnata, ma, come vuole il detto, anche fortunata. La 15ª maratonina dei Dogi, che unisce in un percorso circolare fra Riviera Destra e Sinistra del fiume Brenta i comuni di Dolo, Fiesso d'Artico, Stra e Mira, ha visto la partecipazione di ben 1520 atleti, per una kermesse che è diventata una classicissima del calendario podistico veneto. Se guardiamo al risultato, uno su tutti ha dominato la gara. Si tratta di Simone Gobbo della locale Atletica San Rocco, in testa già alla partenza e primo in solitaria all'arrivo con 1 ora, 7 minuti e 43 secondi. In partenza credevo un attimo che qualcuno mi venisse un po' dietro, ma però ho visto che sono partito forte e ho cercato di tenere il ritmo fino al 10° chilometro, poi ho visto che avevo un buon margine e ho cercato un attimo di gestirmi, quindi ho un po' rallentato per arrivare abbastanza tranquillo. Qualche minuto dopo si classificavano secondo e terzo Filippo Barizza e Davide Daris. Ecco le loro parole al traguardo. La partenza è ben organizzata, sul percorso è tutto segnato, non c'è praticamente traffico, auto che possono dar fastidio, quindi c'è un complimento all'organizzazione. Il percorso è molto bello, io abito qui vicino a Oriago di Mira, quindi è una soddisfazione sempre correre sulle strade di casa. Il percorso è molto bello, peccato per il tempo, purtroppo era previsto, però siccome il vento non c'era si è riusciti comunque a correre in condizioni buone. Non ce ne sono tante maratonine con questo percorso e poi perché comunque è molto partecipato e quindi uno se ha intenzione di fare un tempo, il personale o comunque un buon tempo, qui lo può fare. E proprio questa è la caratteristica del percorso, tracciato veloce, piacevole, numeroso pubblico e se ci aggiungiamo qualche goccia di pioggia, ecco che la maratonina dei Dogi è una gara da primato personale. Ne sa qualcosa la prima donna, giunta in 1 ora, 18 minuti e 27 secondi. È Silvia Serafini, atletica brugnera. Le condizioni climatiche a me andavano bene perché io corro bene con il fresco. E la gara è veramente bella, il percorso stupendo. Mi sono divertita, ho trovato un buon treno e ho fatto il personale di oltre 2 minuti, quindi meglio di così non poteva andare. Il percorso è bellissimo, è scorrevole, veloce. È organizzata molto bene e con tanti partecipanti, quindi tutto questo somma e si può arrivare a fare il primato personale. Sono soddisfatta, un bel percorso molto piatto, peccato la pioggia però non ha dato neanche tanto fastidio. Meglio la pioggia che il sole, l'anno scorso era una giornata caldissima, sì che era molto più sofferta. Terza volta che partecipo e mi faceva un po' paura questo tempo, avevo paura che ci fosse molto più vento, invece è andata bene, ho fatto anche il personale, quindi sono molto contenta. Grandi tempi alla 15ª maratonina dei Dogi, ma anche elevato livello organizzativo. L'atletica Riviera del Brenta ha messo in campo tutta la sua esperienza. Bilancio assolutamente positivo. Siamo alla 15ª edizione, quindi traguardo davvero importante per questa manifestazione. Obiettivi raggiunti, 1520 atleti alla partenza, tante persone nuove, dal direttore tecnico di gara Vladimiro Torturo al presidente del comitato organizzatore Ivano Sacchetto, al direttore di segreteria Maurizio Menin, e quindi gente nuova, gente che ha imparato e conosciuto maratonina in questa edizione e che ha ottenuto dei risultati davvero strepitosi. Grande occasione per Dolo per mettersi in mostra, per mettersi in vetrina, è uno spettacolo comunque bellissimo perché gli atleti sono stati numerosi, gli organizzatori hanno lavorato benissimo, un'occasione per tutta la Riviera per rientrare centrale. Fra l'altro l'atletica Riviera del Brenta con la maratonina dei Dogi percorre una parte del tracciato di Venice Marathon. La parte più bella del percorso della Venice Marathon è quella parte di percorso che tutto il mondo ci invidia, per cui le ville, il Brenta, è impagabile. Correre così ti rilassa molto, è molto più facile correre così. Bellissima, scorrevole, troppa pioggia, però insomma organizzazione perfetta.
direi 10 lode. Visto che anche Dolo ha risposto bene, ho visto molto pubblico e quindi per me e per tutta la città di Dolo questa è una grandissima soddisfazione. Una grandissima soddisfazione anche il fatto di aver chiuso la statale, l'abbiamo fatto con tutti gli scongiuri, è andata benissimo. Abbiamo quasi 150 volontari lungo il percorso, hanno contribuito in primis tutti i soci dell'Atletica Riviera del Brenta e poi abbiamo avuto la collaborazione quest'anno del negozio Un Sesto H di Cazzago di Pianiga, negozio che segue Atletica Riviera del Brenta, che ha fatto da catalizzatore per un gruppo ancora più grande di persone che sono stati i protagonisti degli eventi collaterali. La Riviera del Brenta attira, è un'attrazione naturale, insomma, perché il percorso è bellissimo, cioè si corre per un tratto sul tratto della Venice Marathon, quindi la SR 11, la strada regionale 11, fa da sede, diciamo, di una parte, l'altra parte, la parte, diciamo, che la chiamiamo così, la parte bassa, che collega Stra a Mira. Ma Maratonina dei Dogi non è solo gara. Numerose le attività collaterali e di avvicinamento organizzate a supporto della manifestazione. C'è stata una grande conferenza stampa in comune con la presenza delle maggiori testate locali, ma soprattutto giovedì scorso al Teatro Cinema Italia è stata una serata di gran gala. Avevamo presenti Emanuela Levorato, Fabè Dià, Giovanna Volpato, Simone Cercato, Andrea Longo e Pietro Martire. Avevamo presente un complesso musicale, il Brenta Vecchia, che hanno allietato la serata, e abbiamo intervallato pagine di sport e di medaglie olimpiche, perché ce n'erano ben 3 sul palco, a musica, e in tutto questo abbiamo presentato la 15ª edizione di Maratonina di Dogi. Teatro pieno, soddisfazione a 1000, una serata straordinaria. È stata una bellissima serata di avvicinamento per la Maratonina Riviera di Dogi. Il titolo era Respirando la Maratonina, in cui abbiamo parlato e abbiamo dato delle informazioni sulla nostra attività sportiva fatta in tutti questi anni. Ed ora, a Maratonina conclusa, c'è l'ideale passaggio di testimone. Sì, perché questo è un evento itinerante. Quest'anno è stata Dolo a chiudere l'anello con partenza ed arrivo. Nel 2013 sarà la volta di Fiesso d'Artico. Mi sono reso conto che c'è stata un'organizzazione per mettere in piedi questo evento non indifferente, un'organizzazione che va al mio applauso sicuramente, è un'organizzazione che riusciremo, partendo già da domani, a portare a Fiesso. Credo che un evento come questo, che abbia portato oltre 1500 atleti in strada in una giornata come questa, e soprattutto un pubblico attivo e partecipe come questo, sia un evento veramente da continuare nella Riviera del Brenta.